consumo di stupefacenti in quartiere Piave. I residenti denunciano consumo di droga anche al parco per bambini di Piazza Bainzizza. Venezia ancora ostaggio della bassa marea. Dopo i meno 66 centimetri di domenica, questo pomeriggio si sono registrati meno 70 centimetri rispetto allo zero mareografico. Il Veneto è tra le prime 4 regioni d'Europa a rischio eventi climatici, lo dice il report mondiale di un'agenzia che calcola gli effetti economici sul patrimonio immobiliare e i territori. Si terranno alle 15 di giovedì a Romano De Zellino i funerali di Angelo Zenni, imprenditore sessantenne originario di Martellago, morto nel tragico terremoto in Turchia. Non mollano i lavoratori dell'Akzo Nobel dopo l'annuncio della chiusura della sede di Peseggia. Oggi una manifestazione tra le maschere di carnevale davanti alla stazione di Venezia. All'ospedale civile di Venezia la testa di una statua del 600 si è staccata durante delle ordinarie operazioni di pulizia, probabilmente a causa di una precedente fessurazione. Grande festa a Mestre, dove per la prima volta si è festeggiato il carnevale con un applauditissimo corteo di carri allegorici che hanno attraversato la città da via Piave a via San Pio X. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera su uno dei temi più dibattuti in queste ultime ore, ovvero il super bonus, mentre è in corso l'incontro tra il governo e le categorie. La domanda è quella che vedete in sovrimpressione: giusto lo stop del governo? Sì, 0422 1626 691, 0422 1626 690. Se la vostra risposta è no, la telefonata è gratuita all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. In primo piano la cronaca, perché è sempre più grave lo spaccio e il consumo di stupefacente nel quartiere Piave a Mestre. I tossicodipendenti consumano la droga anche al parco per bambini di Piazza Bainzizza. Il 24 saranno in migliaia alla manifestazione per la legalità a Mestre. Seduti in circolo alla luce del giorno, in mezzo ai giochi per bambini, un gruppo di tossicodipendenti prepara le dosi. Siamo in piazzale Bainzizza, a pochi metri da via Piave. A Mestre l'area dello spaccio e del consumo di stupefacenti si sta allargando a macchia d'olio, ma probabilmente mai in maniera così esplicita come avviene nel quartiere Piave, sempre più colpito da un fenomeno talmente esteso e profondo da apparire quasi inestirpabile. Il video, ripreso col cellulare, è stato postato da un ignoto follower nella pagina Facebook Robe de Via Piave, gestita da Giampaolo Conte. È un posto di ritrovo perché la Giostrina c'è lo scivolo dove ci si mettono proprio sullo scivolo e 2 altalene che ormai i bambini là non ci vanno. Ossia non è posto per i bambini quello. Negli angoli della piazza siringhe abbandonate assieme a fazzoletti sporchi di sangue testimoniano un'attività che, pur avvenendo ormai in tutte le ore del giorno, raggiunge l'apice la sera, quando passeggiare può diventare pericoloso e da anni molti preferiscono chiudersi in casa, quando porzioni di città diventano ostaggio degli spacciatori. Perché non vanno in galera, perché i carceri sono pieni, perché non si può mandarli indietro, chi non ha i documenti. Questo mi sembra che succeda solo qua in Italia, però bisogna dire che adesso questi ultimi mesi hanno fatto abbastanza. Purtroppo c'è molta richiesta, questo è il problema grave. Ma problemi qui ce ne sono di ogni genere, oltre alle spaccate, persino che sabato sera tifosi della Triestina, di ritorno in treno da una trasferta a Padova, ingannassero l'attesa della coincidenza a Mestre, ingaggiando una rissa con i tunisini che girano fuori dalla stazione. Il 24 febbraio, dalle 18:30, un corteo cui hanno aderito 60 tra associazioni e comitati sfilerà contro degrado e criminalità lungo via Piave fino al centro di Mestre. È importante questa manifestazione, non è la solita cosetta, è una cosa molto importante. Noi la sentiamo perché è una cosa nostra, dobbiamo fare qualcosa per questo quartiere soprattutto e anche per tutti gli altri quartieri di Mestre naturalmente, ma qui è molto sentita questo problema, bisogna risolverlo. Dalla terraferma ci spostiamo in laguna perché Venezia continua ad essere ostaggio di una bassa marea eccezionale, soprattutto per la sua durata. Dopo i meno 66 centimetri registrati domenica, questo pomeriggio si sono registrati meno 70 centimetri rispetto allo zero mareografico.
Alcuni piccoli canali finiscono quasi col ridursi a sentieri di fango, mentre l'acqua si ritira persino dai lati del Canal Grande, creando in diversi punti delle piccole spiagge dall'aspetto tutt'altro che attraente. Da giorni Venezia è ostaggio di una bassa marea che rappresenta l'esatto opposto, ma ugualmente estremo, dell'impressionante serie di acque alte eccezionali che colpirono la città nel novembre del 2019. Come allora, il fenomeno colpisce per la sua durata. Gennaio e febbraio sono tradizionalmente mesi di bassa marea, un evento che non ha quindi alcuna correlazione con la siccità che sta colpendo il nord Italia. Ma quest'anno gli episodi stanno mantenendo una costanza inedita, che sta anche allungando la serie dei minimi di bassa marea a Venezia. Domenica si sono raggiunti i meno 66 centimetri rispetto allo zero mareografico, oggi i meno 70. In un periodo di enorme afflusso turistico per il Carnevale, solo sabato si contavano oltre 100.000 presenze, lo sconcerto dei visitatori che si trovano dinanzi a una Venezia senza acqua e niente rispetto alle oggettive difficoltà che incontra chi qui vive e lavora. Privare la città delle sue strade d'acqua significa infatti anche l'impossibilità per idroambulanze e mezzi dei vigili del fuoco a raggiungere alcune zone, oltre a rendere manifesta l'assenza di una rete fognaria con scarichi destinati al canale che ora finiscono a cielo aperto. Ma la bassa marea rivela anche tutti i danni che il moto ondoso continua a produrre alle fondamenta dei palazzi, oltre a lanciare, nelle modalità in cui si manifesta, un nuovo ennesimo campanello d'allarme sulle trasformazioni con cui a partire da metà Novecento l'uomo ha sconvolto il fragile equilibrio della laguna. Bassa marea eccezionale, siccità anomala, proprio nel momento in cui arriva il report mondiale di un'agenzia che calcola gli effetti economici sul patrimonio immobiliare e sui territori, il report che dice che il Veneto è tra le prime 4 regioni d'Europa a rischio eventi climatici estremi da qui al 2050. La bassa marea record di Venezia con i suoi canali e i rii in secca e le barche nel fango. La siccità che fa già paura e non soltanto in Polesine. Finora a febbraio mezzo millimetro di precipitazioni scese secondo ARPAV, quando il valore medio del mese è 60 mm e quello parziale della prima metà di febbraio di solito è 48 mm. Niente pioggia e neve da un mese in pieno inverno. Indizi di un clima che fa paura, indizi che fanno una prova, assieme alle bombe d'acqua, alle alluvioni, ai cicloni che hanno seminato devastazione negli ultimi anni nella nostra regione. E se ce ne fosse ancora bisogno, arriva un nuovo allarme siglato da CrossDI, tra i leader mondiali nell'analisi del rischio climatico fisico, con la prima analisi globale per chi vuole investire in patrimonio immobiliare e nei territori. Secondo il report, che mette a confronto 2.600 regioni e macroregioni in tutto il mondo, il Veneto è tra le prime 10 zone d'Europa più esposte agli eventi meteorologici estremi e al cambiamento climatico entro il 2050 e tra le prime 100 del mondo. Veneto al 4° posto in Europa davanti a Lombardia ed Emilia-Romagna. I rischi principali che causano danni in Europa sono, secondo il rapporto di CrossDI, le inondazioni fluviali e superficiali o le inondazioni combinate con quelle costiere. Fra gli 8 pericoli climatici estremi, insieme con caldo estremo, incendi boschivi, movimento del suolo legato a siccità, vento estremo e congelamento. Sulla base di questi 8 fattori si calcola il rischio climatico interno lordo. Il dataset Gross Domestic Climate Risk mette a confronto le aree in base alle proiezioni dei danni agli edifici e alle proprietà e mette in luce la vulnerabilità dei centri economici. Il confronto in Europa con la proiezione nel 2050 ha rilevato che la Bassa Sassonia in Germania, le Fiandre in Belgio, Krasnodar in Russia e il Veneto e la Lombardia in Italia sono le regioni europee ai primi posti in classifica. Questo deve spingerci sempre più ad interventi radicali di adattamento, mitigazione e di prevenzione al rischio del cambiamento climatico e non soltanto con interventi emergenziali a posteriori, spesso poco efficaci e molto costosi. All'ospedale civile di Venezia la testa di una statua del 600 che secondo gli esperti rappresenta Santa Rosa da Lima si è staccata durante delle ordinarie pulizie, probabilmente a causa di una precedente fessurazione. La scultura si trova in un portale monumentale di un corridoio del piano terra su cui si affacciano il locale delle riscuotitrici, il bar dell'ospedale e le sedi delle associazioni. Abbiamo valutato quanto accaduto insieme alla soprintendenza, ha detto il direttore generale dell'USL Serenissima Edgardo Contato, perché sia possibile avviare al più presto le operazioni di ricollocazione del volto marmoreo.
È arrivata nel pomeriggio la notizia, l'ufficializzazione della data dei funerali di Angelo Zen, l'imprenditore sessantenne originario di Martellago. I funerali che si terranno a Romano Dezzelino, nel Vicentino, con il sindaco che dice: assicureremo alla famiglia il cordone di tranquillità che ci ha richiesto. Con la famiglia e assieme all'agenzia funebre si è deciso di fissare la data del funerale per giovedì pomeriggio. Si svolgeranno giovedì alle 15 nella chiesa di Fellette i funerali di Angelo Zen. Notizia che arriva a 2 giorni dal rientro in Italia della salma dopo quasi 2000 chilometri a bordo di un volo di Stato decollato dalla Turchia. Salma che dopo il funerale di giovedì pomeriggio sarà tumulata nel cimitero di Fellette. Ed è proprio qui, al cimitero di San Giacomo, che sabato pomeriggio è stata scortata dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, la salma di Angelo Zen. Giorni di speranza, poi la tragica notizia twittata dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Angelo Zen, sessantenne tecnicorafo di Romano Dezzelino, era sepolto da 10 giorni sotto le macerie dell'Hotel Saffron, dove alloggiava per un viaggio di lavoro. Viaggio, come racconta un amico, programmato all'ultimo minuto. In pochi infatti sapevano che Zen fosse in Turchia al momento del terremoto. Una tragedia questa che ha sconvolto 2 comunità. Una grande famiglia, infatti, quella di Zen, che si divide tra Fellette, casa della sua infanzia, dove vivono ancora oggi la mamma Luigia, il fratello e il figlio, e Maerne, dove risiedeva negli ultimi anni insieme alla moglie Patrizia. Famiglia che oggi chiede solo tranquillità. Tutto quello che avverrà da qui a giovedì sarà quello di garantire il massimo del supporto alla famiglia, l'ordine che potremmo garantire anche attorno alla chiesa e anche la necessità di collocare tutti coloro che verranno anche per un saluto dall'esterno, metterli insomma un po' più distanti proprio per garantire questa tranquillità, questo cordone di tranquillità alla famiglia. Non mollano i lavoratori della AkzoNobel, l'azienda che un mese fa ha comunicato la chiusura della fabbrica di Peseggia. Si sono ritrovati oggi a Venezia per manifestare. La gente li prende i volantini? La gente li prende i volantini, sono molto interessati. Il nostro è un grosso problema sociale. Una protesta pacifica in mezzo al carnevale che non solo ha incuriosito i turisti ma anche interessato i passanti che giravano nei pressi del piazzale davanti alla stazione di Venezia. Irriducibili i lavoratori della AkzoNobel di Scorzè che ancora lottano per difendere il posto di lavoro contro la scelta dell'azienda di chiudere il sito di Peseggia. Stiamo tentando di fare un accordo che blindi delle condizioni favorevoli per l'acquisizione del sito e l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato sull'azienda che potrebbe subentrare. Ci auguriamo ovviamente che in questi giorni si riesca a procedere con questo accordo, firmarlo e riuscire quindi a incominciare poi la ricerca di nuove aziende interessate a questa attività, che è un'attività ancora viva, che porta ancora ricchezza, e riuscendo così a garantire il posto di lavoro a questi 46 dipendenti che oggi altrimenti si troverebbero a piedi senza un lavoro. Un mese fa è stato comunicato dalla società AkzoNobel, multinazionale importante nel settore delle vernici, di chiudere la storica sede operativa di Peseggia nel veneziano, ma i lavoratori non mollano e chiedono garanzie. Ci consenta anche un'eventuale sistemazione degna da un punto di vista economico nel caso che le cose non andassero a buon fine. Quindi prima di tutto un posto di lavoro e occupazione. Poi, ultima spiaggia, almeno un trattamento economico degno di un'azienda multinazionale che ha sempre avuto un utile da tutte le attività che ha fatto, non ultima quella dell'anno scorso. Oggi alla Giudecca è stato presentato dall'assessore Marcato il logo maestro artigiano. Mancano i giovani per tenere vive le attività artigianali, punto di forza della nostra economia. Noi crediamo che l'artigiano sia uno degli elementi di forza della nostra economia, non solo perché sono oltre 122.000 imprese artigiane in Veneto, quindi voi capite, stiamo parlando di realtà piccole. Imprese che rappresentano circa 1/3 dell'economia veneta e che devono continuare a vivere. Un modello che va preservato. Il Veneto nel 94% delle aziende ha meno di 9 dipendenti. L'iniziativa che abbiamo presentato oggi del maestro artigiano con la presentazione del logo ci auguriamo possa avvicinare sempre di più i giovani alle nostre attività, alle nostre botteghe.
C'è il problema di dar valore al lavoro manuale che non è sufficientemente valorizzato, non è stato sufficientemente valorizzato nel tempo. Quindi riteniamo che questa iniziativa possa essere importante anche per questa finalità. Tappa importante quella della presentazione del logo Maestro Artigiano, ma soprattutto quella di continuare un progetto già avviato dalla Regione e costruito con le associazioni artigianali per portare avanti il saper fare. Trasmettere ai giovani le competenze. Manca personale, manca soprattutto personale capace. Il lavoro c'è, il bisogno di lavoro artigianale, quindi del saper fare, del manuale, c'è continuamente. Il tema del personale è un tema strutturale dell'economia del nostro paese e del nostro Veneto, e su questo si deve porre l'attenzione, perché le crisi poi passano, ma i problemi come quello della ricerca del personale restano, e il maestro artigiano va su questo fronte. Cambiamo argomento, grande festa a Mestre dove per la prima volta si è festeggiato il carnevale con un applauditissimo corteo di carri allegorici che hanno attraversato la città. A suo modo è un fatto storico per il Carnevale di Venezia. Per la prima volta la sfilata dei carri allegorici ha attraversato Mestre. 8 carri con circa 400 figuranti in maschera sono partiti da via Piave, proseguendo attraverso via Circonvallazione, via Einaudi e via San Rocco, fino ad arrivare in via San Pio X. Un'autentica festa nella quale a comporre il corteo assieme ai carri c'erano anche tra gli altri le Maggiorette Venete, le Bluebell di Trebaseleghe, le Maggiorette Magic Stars di Jesolo e la banda di Tessera. Tantissimi mestrini anche in maschera che hanno affollato le strade percorse dal coloratissimo corteo, a testimonianza di un'iniziativa che ha riscosso molti consensi. Intanto in piazza San Marco è stata dichiarata la vincitrice dell'edizione 2023 del concorso della maschera più bella del Carnevale di Venezia, e Karen Dutois, 40enne francese della regione di Lille, che ha conquistato la regia con la sua creazione Astrostar, composta da centinaia di frammenti di specchi e con un chiaro rimando ai segni zodiacali, tema conduttore del Carnevale di quest'anno. Voltiamo pagina, vi ricordo domani c'è un appuntamento da non perdere su Antenna 3, domani martedì grasso, la sfilata dei carri allegorici a Treviso che torna dopo 4 anni di stop a causa della pandemia. Le nostre telecamere saranno lì a partire dalle 14:30, come detto, dopo la prima edizione, per seguire sin dalla partenza in piazzale Burchiellati tutta la sfilata dei carri allegorici, 19 quelli che sfileranno per le vie del centro, tra le mura cittadine, per arrivare poi in piazza Duomo dove ci sarà la premiazione del carro più bello. L'appuntamento dunque è domani a partire dalle 14:30 in diretta su Antenna 3 con il Carnevale di Treviso, la sfilata dei carri mascherati. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Ultimo giorno di carnevale con l'alta pressione, poi da metà settimana una perturbazione porterà delle piogge sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 21 febbraio. Sul Veneto prosegue questo lungo periodo di stabilità atmosferica in cui non manca la nuvolosità, ma purtroppo mancano le piogge. In pianura avremo foschie, nebbie e nubi basse, anche fitte e persistenti durante il giorno. Sulle zone montane non escluse delle schiarite. Temperature stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Dalla costa alle prealpi cielo nuvoloso o coperto con foschie e qualche banco di nebbia. Cielo grigio anche altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà per lo più soleggiato con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 14-16 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. A Venezia
Venezia. Per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.